Natale del 2021, il tradizionale messaggio agli agrigentini dell'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Noi ci dobbiamo sempre riconciliare con gli eventi, con quelli tragici, perché con gli eventi, come dire, belli è facile convivere, è facile accoglierli. Gli eventi tragici generano una resistenza, ma nell'ottica della fede dobbiamo riconciliarci e guardare oltre. Anche Maria è turbata, la liturgia ce l'ha ricordato più volte in questi giorni, all'annuncio dell'angelo. Maria rimase turbata e anch'io sono rimasto turbato quando ho appreso la sciagura, la tragedia di Ravanusa e anche quella di ieri sera. Mi è giunta la notizia quasi subito. E ho dovuto sospendere il ragionamento, perché ragionare su una bambina che perde la vita così come pare l'abbia persa, è meglio sospendere il ragionamento, perché l'emozione, le lacrime incalzano. Quindi questo tempo di Natale più che in altre occasioni, proprio per rimanere al nostro territorio, è segnato dal turbamento, ma anche dallo stupore. Quello stupore che tra l'altro è un po' significato nella frase del profeta Isaia che ho voluto condividere per il Natale. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio adesso germoglia, non ve ne accorgete. E allora il cercare in queste vicende il nuovo che il Signore fa, che è un piccolo germoglio, ma che cresce, e cresce nell'incarnazione del Figlio, cresce nella morte del Figlio, porta frutto nella risurrezione del Figlio. È un unico mistero. Non possiamo celebrare il Natale se non alla luce della Pasqua. Guardare oltre l'evento bruciante immediato e scrutare, siamo a Natale, scrutare il Signore che viene non tanto nel bambino, che è già venuto, di cui facciamo memoria con il Natale, ma il Signore che viene continuamente nella storia. Lui è il veniente, colui che viene continuamente nella tua vita, nella mia vita, nella sua vita. E nell'incontro con il Signore decifrare gli interrogativi della vita, il male e il bene. Con il parroco, confrontandoci, ecco, ho proposto, e il parroco subito ha accolto, di celebrare la messa vespertina del Natale con la comunità di Ravanusa. È una comunità che sente questi rapporti recisi in modo violento, e allora raccogliersi attorno alla parola e attorno all'Eucaristia, ecco, rafforza i rapporti tra di noi e i rapporti con coloro che celebrano anch'essi la liturgia nuova nella Gerusalemme celeste.